Buonasera a tutti amici belli, è sempre Forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto è sempre munnezza e sicchi in me. Questo è, ma giusta, stasera mangiami su capello alla Sicilia. E guardate che capello, da, sempre Forza Napoli. Non può mancare il Napoli in destra, il Napoli nelle mutande, il Napoli in culo, alto parte, i cazzettini, alto parte. Si mi spogliano, sono immatricolato a Napoli. Ragazzi, leggevo notizie, oggi parliamo di 3 o 4 notizie. Leggevo notizie, una dichiarazione di Cavani che dice, la gente di Cavani dice non gli manca Napoli, è stata una bella pagina come lo è stata il Palermo. E io gli dico, nell'anno l'uomo e merda, campione grande che sia, così da ci chiama grandalone, grande vichingone, pure tu, così sì. Ma quello che dici, noi ti abbiamo fatto no. È vero che tu hai dato tanto per il Napoli, ma se non era per la piazza di Napoli, tu valevi 62 milioni di euro. E grazie a Mazzarri tu valevi 62 milioni di euro, vedi? Perciò mi facete proprio schifo quando siete così. Allora i soldi nella vita a volte, sì è vero, servono i soldi nella vita, perché a chi è che non servono i soldi nella vita? Chi è che non serve? Però ricordatevi una cosa, i soldi non fanno sempre felice a gente, c'è bisogno anche dell'umiltà e della dignità. Questo è il problema che voi non avete, tu specialmente non hai, io parlo di te perché poi mi riferisco a te, ma ce ne stanno altri che se vorrei nominare nel mondo. Sì è vero, uno vede tanti miliardi, sì, però almeno un po' di riconoscimento, non paragonarci come la piazza di Palermo, per piacere, perché se no grande lode così da ci chiamare, ma per piacere. Poi parliamo sempre di un altro ex, che poi non è ex, non stiamo parlando noi, non stiamo parlando. La dichiarazione di Marco Donatello, o morto vivente, Marco Donatello, il morto che cammina. Questo è Marco Donatello, è morto che cammina. Marco Donatello è morto che cammina. In questo momento ha fatto una dichiarazione Marco Donatello che diceva spara Marco Donatello spara a zero, cioè dichiarazione di Marco, potrei lavorare in qualsiasi ruolo e fino a qua vabbè. Dicimmo vabbè, anche fare il ruolo di Luca Toni. E allora sta embriaco, Marco Donatello, sta embriaco, tu manca che lo sapevi, tu Napoli che facevi centrocampista e non sapevi, tu fai l'attaccante o posto di Luca Toni, ma che tu fai a naffata a mattina, che fai a naffata vai, ma come si fa, Marco Donatello per piacere, va a te in pensione, senti a me, e tu dici solo strunzate e ti stiamo parlando ancora noi, ti stiamo parlando perché o Verona ti tiene là a posticcio, non stai manco giocando, ti tiene solo a posticcio e noi ti parliamo. Chi sono i soldi sprecati dalla società sportiva calcio perché ti parliamo a te? Chi sono i problemi? Perché ti parliamo a te? Questi sono i problemi. Poi un'altra cosa voglio dire, mannaggia, Marco Donatello, tu hai un'affata la mattina, tu hai a zuppa latte la mattina, non ti fai un'affata e ci metto più un paio. Per piacere, già, per piacere, niente di meno o posti, o copri tutti i ruoli e addirittura anche il ruolo di Luca Toni saprà fatto. Ma tu non sai fare manca la cazzetta di Natale, tutti chi? Per piacere, va a fezzampugnare, va a fare scavatori, allora me lo sicchio da sicchio e merda che sei pure tu. Sciami sei, non è. Poi Torino, pare strano, Rubendini che non fanno un menà, c'è stato pure. Poi come dite che a Napoli fanno i furti, a Napoli scippano i giocatori, rapinati in strada, in via, in strada, rapinati in strada,
stanno pigliando un Rolex e 20.000 euro. E tu stai in vacanza, no? Come si chiama? Loretta. Non sta a Torino, vedete, raga? E i furti si fanno da tutta parte, ma poi voglio dici vicino a stu Loretta. Loretta, fa una cosa, tu regalini oggi. Un orologio te lo regalo io. Ma sti 20.000 euro in coppa a stu se merda, si chiaro perché si non rubini. Ma che ci fanno là in coppa? A me che mi servono per campare, ma a me tu ti metti in coppa orologio. È normale che chi te devi scippere, pure a Torino. Poi dici che i marioli stanno sulla nave, no, stanno pure a Torino. Volete, rubbetti, stanno pure a Torino, hanno rapinato a Loretta. L'ultima cosa e poi concludo, con una tu si chiarota e si chiede merda, sto parlando in uno che fa i crescitiello poppani, che là che c'è un furnam e ci mangiamo. Niente di meno che crescitiello, dopo Sport Italia, anche LT Sport sparisce dal digitale terrestre. E ci sta una spiegazione. Perché pure lo digitale terrestre, se sfastriati te senti strunzato che dice perché si non scema. Perché? Perché pure chi si è sfastriato, niente di meno i satelliti sanno sfastriati, sente a merda che esce a occhio a te, sanno sfastriati e pure là hanno cancellato. Ma via, a che parte tu mi, però ti raccomando, ma vattene una parte, tu ogni volta che te ne vai a qualche parte e fai scomparire un canale digitale terrestre, ma perché non scompare tu? E così lavamo tutti i baracchi alla mezza. È poverità, è poverità. Ah madonna, crescitiello poppane, che ti tu andare a questa bocca, un motivo solo strunzato, un motivo. Perciò, un motivo strunzato e niente di meno pure digitale ti cancella la coppa faccia da te. Sia lodato in pace, crescitiello poppane, sia lodato in pace. A merdaiuolo, come dice una zona Ravellina, a merdaiuolo, così, che si dice un merdaiuolo. Poi io vi saluto, con berretta alla siciliana, così, ma manca solo una bella luara, non sapete per fare che, e ci sparare tutti i rubendini, si chiaruti e si chiamano. Ciao belli, un bacione a tutti e sempre Forza Napoli, sempre, comunque tu, perché tutto il resto ormai si sa, è sempre un monezzo. Ciao belli, un bacione e Forza Napoli.